Jesolo e Musile di Piave, due comunità sconvolte per la fine dei 4 ragazzi. L'appello del padre di Leonora Frasson sotto shock. Ragazzi, attenti quando andate in macchina. Il genitore dell'unica superstite dice: ho perso 4 figli, chiediamo giustizia. E proprio la ragazza che si è salvata è stata determinante per individuare il 26enne romeno che ha speronato l'auto. Domani l'interrogatorio per l'uomo che ha detto al suo avvocato: era meglio se morivo io. Giovedì mattina nel campo sportivo di Musile l'addio ai 4 ragazzi in un'unica cerimonia funebre. Sarà lutto cittadino anche a Jesolo. 35enne marocchina, benzinaia in un impianto di Vazzola, presa a schiaffi e calci dall'autista di un furgone. La denuncia via social, aggredita nell'indifferenza generale. Dolore e sconcerto a Monfumo per la scomparsa di Don Antonio Lissandrin, parroco di Casteglia e padre superiore dei Canossiani. L'82enne ha perso la vita in uno scontro frontale a Borgoricco. Bimbo di 2 anni cammina solo di notte lungo la strada, salvato da un automobilista. È accaduto ieri notte a Falzà di Piave, uscito di casa mentre i genitori dormivano. Presentata la nuova iniziativa del Comune di Treviso, adotta un albero che coinvolge la cittadinanza per rendere la città più verde e anche per combattere lo smog. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana di Telegiornali di Antenna 3. Dunque in apertura un'ampia pagina dedicata alla strage di sabato notte a Jesolo, dove hanno perso la vita 4 giovanissimi amici. Prima di ripercorrere quei drammatici minuti anche attraverso le parole del papà dell'unica giovane sopravvissuta, sentiamo nel nostro servizio d'apertura quanto ha detto ai nostri microfoni il papà di una delle ragazze morte nello schianto di sabato. L'unico messaggio che io posso darvi a voi ragazzi è quello di stare molto attenti, voi e ai vostri cari che avete da vicino, e niente, di avere molta prudenza per le strade. Un pensiero per quei giovani che continueranno a passare lungo la Jesolana con la stessa spensieratezza dei 20 anni della sua Eleonora, spezzati nella notte di sabato da un sorpasso azzardato di un 26enne forse convinto di avere il mondo sul suo volante. È un dolore immenso ma composto quello che si legge negli occhi di quest'uomo che ci riceve gentilmente nella casa di via Roma a Musile, dove Eleonora viveva con mamma Letizia e papà Luca. E da qui era partita con gli inseparabili amici e soprattutto con Leonardo Girardi, quel coetaneo che aveva scelto per la serietà, cosa rara di quei tempi. Eleonora e Leonardo, Giorgia Diral e Riccardo Laugeni, 2 coppie di fidanzati inseparabili, con Giovanni Mattiuzzo, l'amico di infanzia di una comunità, quella di Musile, dove tutti si conoscono, tutti si salutano. E oggi sul sagrato della chiesa del paese c'era quel vuoto che la scomparsa dei 4 giovani ha lasciato in tutta la comunità, rappresentata dal sindaco Silvia Susanna, che è passata di casa in casa, da via Roma a via Bellini, cercando di portare la solidarietà della sua gente per queste 4 famiglie colpite da una tragedia immensa come la perdita di un figlio. In ogni caso è lo stesso dolore composto del papà di Eleonora, che con gli altri genitori si affida alla comunità per affrontare forse il momento più straziante, quello dell'ultimo addio, che quasi sicuramente giovedì mattina vedrà i 4 ragazzi ancora insieme, come quella tragica notte di sabato. Il sindaco di Musile ci ha invitato domani a partecipare a una riunione dove che andremo a decidere svolgere dei funerali e come eseguirli, perché pensiamo che ci siano abbastanza persone a venire qui a dare un ultimo saluto ai nostri cari. E questa mattina in ospedale la conferenza stampa di Paolo Diral, il padre dell'unica ragazza sopravvissuta. Sono fortunato oggi perché Giorgia è qui, ma è come se avessi perso 4 figli, gli amici di una vita di Giorgia. Paolo Diral è il papà di Giorgia, unica sopravvissuta di quella che per tutti è ormai la strage dei ragazzi. Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni, Giovanni Mattiuzzo, tutti come lei 22enni, morti in via Adriatico a Jesolo nell'auto ribaltata in un canale, non per una tragica fatalità, ma per la manovra azzardata di un 26enne romeno, poi fermato per omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso, che li ha urtati durante un sorpasso, fuggendo via.
A raccontarlo è stata proprio lei, Giorgia, sotto shock dopo essere riuscita a uscire da sola dall'abitacolo. Il padre accetta di incontrare i giornalisti per ringraziare quelli che hanno cercato, in quei momenti disperati, di salvare gli occupanti dell'auto. Li elenca uno per uno. La signora che ha dato il telefonino a mia figlia per potermi chiamare nel pieno della notte. A quel ragazzo che ha cercato di agganciare la macchina per tirarla fuori dal canale, che però si è rotta la corda e quindi non ha potuto far altro, ma lo ringrazio tantissimo. Ai 2 ragazzi che si sono gettati in acqua per cercare di aiutare i nostri ragazzi. Alla ragazza che ha segnalato la presenza di una macchina che zigzagava già da qualche chilometro prima. È una cosa grande, è una cosa memorabile per loro e per me, che almeno so che esistono anche gente che non si gira dall'altra parte quando vede qualcuno in difficoltà. Giorgia ora sta bene, spiega il primario del pronto soccorso. Le sole ferite che qui non possono guarirle sono quelle che l'hanno colpita negli affetti. Per una serie di circostanze fortunose, ma anche perché, avendo avuto modo di conoscere Giorgia, è una persona che è molto combattiva, è riuscita a uscire da sola dalla macchina e quindi a evitare il peggio. Fortunatamente non ha riportato delle conseguenze gravi, aveva un po' inalato di acqua del canale, ma in un modo modesto per fortuna, tanto da non averne conseguenze. Siamo vicini, siamo disponibili con le altre famiglie per qualsiasi supporto fosse necessario adesso o anche nei prossimi giorni, ovviamente. Nessun commento, nessun messaggio di papà Paolo al 26enne che ha ammesso di aver provocato l'incidente. Non vorrei entrare in questo argomento perché non mi compete, io sto pensando solo a mia figlia e soprattutto sto pensando a quei 4 figli che mi mancano, che ce li avevo la sabato mattina tutto il giorno e una parte di loro e adesso non ci sono più. Poi quello che ne sarà di quel personaggio là ci penserà la giustizia, spero, mi auguro. E adesso ricostruiamo quanto accaduto sabato notte a Jesolo. Sono passate poco più di 24 ore dalla strage di Jesolo, ma qui in via Pesarona è un via vai continuo di amici e conoscenti dei 4 ragazzi rimasti uccisi sabato notte. Chi si ferma guarda il guardrail piegato, i segni lasciati dalla vettura dei ragazzi nel campo, poi lo sguardo si sofferma sulle acque del canale, dove l'auto ha terminato la sua corsa e dove Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni hanno trovato la morte. Incredulità, shock, dolore sono i sentimenti che si respirano in questo tratto di strada che sabato intorno all'1:30 è diventato lo scenario del dramma. I 4 ragazzi insieme a Giorgia Diral, unica sopravvissuta, stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un ristorante. All'improvviso, stando a quanto ricostruito, l'auto dei 5 amici sarebbe stata urtata da un'altra vettura, finendo fuori strada prima nel campo, poi, dopo essersi impennata, terminando la sua corsa nel canale. Sul posto arrivano 3 giovani albanesi che riescono a portare in salvo Giorgia, poi cercano di raggiungere anche gli altri 4, ma per loro purtroppo non c'è più nulla da fare. Nel frattempo arrivano le forze dell'ordine e i sanitari del SUEM che trasportano la 22enne sotto shock all'ospedale. È qui che la ragazza, nonostante il trauma, racconterà che la loro auto è stata urtata da un'altra vettura. Parole che portano gli investigatori a visionare le telecamere di videosorveglianza. A questo si aggiunge la testimonianza di un'altra automobilista che ha spiegato di aver visto una macchina compiere alcuni sorpassi poco prima dell'incidente. Elementi che permettono agli inquirenti di risalire all'auto di un 26enne romeno residente anche lui nello stesso paese delle vittime. L'uomo si trova ora ai domiciliari con le accuse di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso. Il suo legale, Rodolfo Marigonda, spiega che già domani potrebbe esserci l'interrogatorio di convalida da parte del GIP di Venezia. Il giudice, secondo l'avvocato, potrebbe disporre un incidente probatorio per valutare la velocità con la quale procedevano i 2 mezzi coinvolti. L'avvocato sottolinea poi che il suo assistito vive da ieri in uno stato di profonda prostrazione. È incensurato, domenica, spiega, si trovava in auto con un amico e si è accorto solo di aver urtato qualcosa con lo specchietto, non aveva bevuto né assunto droghe. Ha espresso il suo cordoglio ai familiari delle vittime il governatore del Veneto Luca Zaia, che in un post su Facebook scrive: giustizia esemplare e rapida per Riccardo, Leonardo, Eleonora e Giovanni.
Di loro adesso restano queste immagini, i volti sorridenti di 22 anni con una vita davanti e i ricordi di chi li ha conosciuti, come l'ex allenatore di Riccardo Giovanni che li aveva avuti nella squadra del Musile. 2 ragazzi d'oro, 2 persone straordinarie. I funerali dei 4 ragazzi si svolgeranno giovedì mattina alle 10 in forma comune a Musile di Piave. Il sindaco questa mattina ha incontrato le famiglie. Il dolore di perdere un figlio è un dolore enorme, incontenibile. C'è un genitore che tra l'altro il figlio deceduto era figlio unico, quindi si può immaginare quale disperazione io abbia trovato stamattina in queste famiglie. Solo disperazione o anche rabbia? Anche rabbia. La rabbia per un incidente causato dall'incoscienza di un'altra persona che non si è neppure fermata a prestare soccorso. Silvia Susanna, sindaco di Musile, ha toccato con mano lo strazio delle famiglie dei 3 ragazzi del suo territorio che hanno perso la vita e chiede, come i genitori delle vittime, che chi ha sbagliato ne risponda. Giustizia, assolutamente, giustizia, ma io anche come sindaco chiedo giustizia perché abbiamo perso 4 ragazzi per bene, di famiglie per bene, delle perle di giovani di cui la nostra comunità aveva bisogno, quindi io credo che se c'è qualcuno che ha commesso un errore deve pagare per questo errore. Nessuna autopsia, la Procura della Repubblica ha concesso il nulla osta ai funerali dei 4 ragazzi che potrebbero essere celebrati in forma comune. Sì, il sentimento è un po' questo, quello di farlo in maniera comune, di farlo a Musile perché 3 dei 4 ragazzi erano appunto residenti a Musile e domani ci sarà una riunione con tutti i genitori affinché possano decidere quello che vogliono per i loro figli e noi come amministrazione saremo dei semplici esecutori delle loro volontà. L'ipotesi è di salutare per l'ultima volta Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni giovedì mattina al campo sportivo di Musile, sufficientemente capiente. 3 comunità, Musile, San Donà e Jesolo, colpite da una tragedia indicibile. A Jesolo il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Direi che era doveroso anche da parte del nostro comune fare questa delibera di giunta in cui abbiamo proclamato il lutto cittadino ovviamente e quindi con la bandiera a mezz'asta, perché anche se non erano cittadini di Jesolo, ma comunque erano cittadini di 2 comuni vicini, Musile di Piave e San Donato di Piave, e quindi come che fossero dei nostri cittadini, anche perché l'incidente è avvenuto proprio nel nostro territorio. Ho sentito i colleghi di Musile e di San Donato, stanno organizzando i funerali, vediamo se li fanno tutti assieme, tutti i 4 ragazzi, e sicuramente parteciperemo io, ma anche più di qualche cittadino. Lasciamo questa pagina dedicata alla strage di Jesolo per parlare dell'aggressione subita dalla 35enne straniera che gestisce un distributore di benzina a Vazzola. I carabinieri avrebbero già individuato il responsabile. Qui non credo che si parli di religione, di etnia, la discriminante purtroppo temo sia il sesso, perché una persona grande e grossa si è permesso di alzare le mani su una ragazza. Questo è un fatto per noi inaccettabile. Presa a schiaffi e poi a calci da un energumeno al distributore dove lavora. L'episodio venerdì pomeriggio alla pompa di benzina di via Battisti a Vazzola, vittima la 35enne di origini marocchine che gestisce l'impianto. A denunciare il fatto sui social l'amministratore delegato della ditta di carburanti che rifornisce il distributore convenzionato. La donna, Susi il suo nome, ha rimproverato il conducente di un furgone che stava compiendo delle manovre pericolose nel piazzale per recarsi al bar. Ne è nata una discussione e lui le ha sferrato prima uno schiaffo che le ha fatto sanguinare l'orecchio, poi un calcio sotto il ginocchio. Permesso che la violenza non è mai tollerabile, lo è ancora peggio in una situazione del genere dove una persona si permette di prendersela con un'altra evidentemente più debole. Essere donna in una stazione di servizio è un po' più difficile rispetto a un uomo, considerando che passa tanta gente differente, ma soprattutto, ripeto, tanta. Su un distributore è normale che passino 500, 700, 800 persone al giorno. È un lavoro per tanti versi bello, è un lavoro che purtroppo a volte espone anche a situazioni spiacevoli, mai si pensa che debbano andare a finire in questo modo. Senza poi contare gli epiteti razzisti e sessisti. La 35enne, poi medicata al pronto soccorso, ha chiamato i carabinieri che grazie alla targa del furgone sono riusciti a risalire al conducente, ma sarebbero utili eventuali testimonianze e per questo dall'azienda di carburanti chiedono a chi ha visto di farsi avanti. Non si può lasciare impunito chi si comporta così, conclude Vazzoler, non si può rimanere indifferenti, non si può lasciar correre.
È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta ancora con la cronaca, incidente mortale lungo la strada del Santo nell'Alta Padovana, un sacerdote residente nel Trevigiano ha perso la vita. Un sacerdote di 82 anni è morto nello scontro frontale tra due auto lungo la regionale 308 del Santo, all'altezza dell'uscita di Borgo Ricco, e altre 2 persone sono rimaste ferite. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo, nonostante i soccorsi, Don Antonio Lissandrin, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, è stato dichiarato morto sul posto dal personale medico del SUEM 118. Trasferiti in ospedale i feriti lievi, 2 marocchini di 19 e 23 anni che viaggiavano a bordo di una Renault Megane. La strada regionale 308 è stata chiusa in entrambi i sensi e il traffico deviato su strade alternative. La polizia stradale di Treviso ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore e mezza. Don Antonio, originario di Galzignano Terme, attualmente viveva nella residenza dei Canossiani a Monfumo, in provincia di Treviso, dove era padre superiore, oltre che parroco di Castelli di Monfumo. Stava viaggiando in direzione di Padova, probabilmente per andare a trovare i familiari, il fratello e il nipote, a Galzignano, quando si è scontrato con l'altra auto, un impatto terribile che non ha lasciato scampo all'anziano sacerdote. Bimbo di 2 anni cammina solo lungo il ciglio della strada, salvato da un automobilista, è caduto ieri notte a Falzè di Piave. Non poteva credere alla scena che aveva davanti, un bimbo di 2 anni che camminava nel buio della notte lungo il ciglio della strada, Falzè di Piave, con addosso solo il pannolino. L'automobilista ha fermato la vettura ed è sceso aspettandosi di veder comparire i genitori. Ha atteso qualche minuto, ma non scorgendo nessuno, ha chiamato i carabinieri di Vittorio Veneto, che sono arrivati sul posto insieme all'ambulanza del SUEM, che ha trasportato il piccolo all'ospedale di Conegliano. I militari si sono subito messi al lavoro per risalire alla famiglia e grazie al servizio attivato dal comune di Sernaglia, poche ore dopo è stato possibile contattare i genitori. Mamma e papà sono subito corsi all'ospedale, dove hanno potuto riabbracciare il loro bimbo, fortunatamente sano e salvo. Voltiamo pagina, presentata questa mattina la nuova iniziativa di Cassugana, adotta un albero che coinvolge la cittadinanza per rendere la città ancora più verde. Tiglio nostrano, bagolaro, tiglio selvatico, olmo e frassino comune, carpino, leccio e salice sono alcune delle specie dei 300 alberi che Cassugana metterà a disposizione dei cittadini di Treviso perché possano piantarli nel loro giardino. Un'iniziativa che mette pubblico e privato fianco a fianco per rendere la città più green. Questo significa affiancarsi all'amministrazione comunale in questo percorso di miglioramento del verde pubblico, quindi non solo il pubblico ma anche il privato. Credo che sia una bella novità e un'iniziativa importante. Adotta un albero, il nome dell'iniziativa che vuole sensibilizzare la cittadinanza alla cura del verde attraverso la piantumazione di nuovi alberi per un'area più pulita, puntando anche sulla capacità di mitigazione ambientale. In tal senso la scelta delle piante messe a disposizione non è casuale. Abbiamo fatto uno studio di cercare gli alberi autoctoni che abbiano queste caratteristiche e soprattutto alberi autoctoni che portano una compensazione ambientale molto forte, perché quello che non si valuta mai è il fatto che sostituire un albero o aggiungere un albero deve poi portare a una compensazione ambientale, quindi alberi a forte cattura di CO2 e a forte rilascio di ossigeno. I residenti a Treviso o coloro che possiedono una proprietà in città potranno fare richiesta compilando l'apposito modulo scaricabile a partire da lunedì 2 settembre dal sito web del Comune di Treviso. La piantumazione degli alberi sarà poi monitorata da Cassugana. Potremmo fare una mappa di tutto il territorio comunale vedendo qual è la reazione, ambientale che viene fatta da questo tipo di attività. Sabato a Jesolo torna Griglia e Roventi, la sfida tra appassionati di barbecue giunta alla sua 14ª edizione. Quest'anno parte dell'incasso sarà devoluto alla Lilt. Siete pronti a muovervi? Pubblico!
L'appuntamento è per sabato 20 luglio alle 20:30 in piazza Torino a Jesolo. Le griglie sono calde, anzi roventi, per la 14ª edizione di quello che ormai è diventato un appuntamento fisso dell'estate. E prima ancora di accendere i fuochi e già record in 4 minuti, infatti sono andate esaurite le iscrizioni all'edizione 2019 che quest'anno devolverà parte del ricavato alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. I maghi del barbecue a formare le 100 coppie in gara che si sfideranno a colpi di ricette innovative, non solo buone per il palato ma anche belle per gli occhi. La Pink Edition di Griglie Roventi promette dunque piatti gustosi e molto divertimento grazie all'intrattenimento di Moreno Morello affiancato da Angela Artosin, il tutto accompagnato dalla musica live dei DJ animatori Fred e Jody. Negli anni i partecipanti di Griglie Roventi hanno saputo coinvolgere il numeroso pubblico non solo destreggiandosi dietro ai barbecue ma anche con i loro costumi, balli e gag improvvisate, ingredienti immancabili. In 13 edizioni oltre 3.500 i partecipanti provenienti da tutto il mondo che si sono sfidati davanti alla giuria di esperti. L'anno scorso a stupire sono stati gli insetti grigliati, quest'anno chissà che cosa riusciranno a preparare i cuochi per conquistare la vittoria finale. Intanto c'è già un vincitore ed è la solidarietà con parte del ricavato della serata che andrà alla Lift. Ed è il momento della nostra pagina con le notizie dal Bellunese. Sindaci in rivolta contro i tagli al fondo creato per la fusione dei comuni, una sforbiciata pari al 60% che manda in crisi i servizi, una mazzata per il Bellunese, provincia nella quale le fusioni sono state 5 negli ultimi 5 anni. Che non possiamo andare di fronte ai nostri cittadini a proporre un progetto di fusione quando uno degli elementi fondamentali, che è il contributo straordinario, non c'è. Roberto Padrini è presidente della provincia di Belluno e sindaco del comune di Longarone che dal 2014 si è fuso con Castellavazzo. Il taglio orizzontale disposto dal governo al fondo istituito per incentivare la fusione dei comuni per la sua amministrazione sfiora i 400.000 euro. Va peggio al neo comune di Borgo Valbelluna che ha riunito i comuni di Meltre, Chiana e Lentiai che rispetto alle previsioni riceverà 850.000 euro in meno. Una sforbiciata pari al 60% che penalizza non solo le casse ma anche e soprattutto i servizi ai cittadini. Il concetto della fusione dei comuni è un concetto molto più ampio e che sicuramente è determinato in parte dal discorso dei fondi che lo Stato ti eroga come contributo straordinario, però è un discorso secondo me più ampio che ha una lungimiranza diversa ed è un'opportunità per il territorio, soprattutto per alcuni comuni quali si trovano in grandi difficoltà dal punto di vista del personale. Non si possono tradire i patti, non si possono stravolgere le regole in corsa, tuonano i sindaci che con ANCI la settimana scorsa si sono riuniti a Roma al tavolo convocato per chiedere con forza al governo e al Parlamento di stanziare i 31 milioni che mancano all'appello per garantire nel 2019 i contributi necessari alle realtà che negli anni hanno intrapreso la via della fusione, così come previsto dalla legge vigente. Io ho avuto anche contatti col sottosegretario e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Giorgetti, mi ha garantito insomma, che faranno il possibile per trovare questi 30 milioni mancanti. Quello che però è da capire è il futuro, perché se il governo non vuole portare avanti un ragionamento sulle fusioni, è chiaro che a questo punto questo diciamo così, gruzzolo di soldi che sono stati messi a disposizione dovrà rimanere quello. Le fusioni non sono la panacea di tutti i mali e però si sono fatte per dare servizi migliori ai cittadini, per fare investimenti che comportano risparmi alla spesa corrente, una prospettiva che deve essere rispettata e garantita. Gli enti locali sono gli enti sempre più tagliati rispetto a tutti gli altri e questa parabola non penso si possa interrompere, quindi andremo sempre in peggio, non in meglio, visto un po' la situazione economica del nostro Paese. Il Genio Civile ha prorogato al 2024 lo smantellamento del ponte Beli che attraversa il Piave a Belluno, ma l'opera, che la storia ha dimostrato essere di interesse sovracomunale, deve diventare definitiva.
Il destino del ponte Bailey che attraversa il Piave in zona Lambioia Belluno l'ha assegnato il Genio Civile, che ha prorogato l'opera fino al 2024. Poi, in assenza di una progettazione definitiva, il manufatto, che ha un'evidente provata utilità per la viabilità e la mobilità di tutta la Val Belluna, dovrà essere smantellato. Ed è partita una corsa contro il tempo, da un lato per recuperare i 400.000 euro necessari allo smontaggio del ponte e per la progettazione di un'opera definitiva, dall'altro per convincere la Regione di inserire l'opera fra quelle di interesse sovracomunale. Il vero problema che abbiamo oggi è che questa utilità del ponte Bailey non è riconosciuta dalla Regione del Veneto, che lo vede come un ponte comunale, quando in verità serve l'intera provincia, serve ai turisti, serve alle imprese. Ad oggi, per affitto e manutenzione del ponte a valenza provinciale, il Comune ha speso una somma che si aggira attorno ai 4 milioni di euro. In questi anni abbiamo potuto accertare che è sicuramente un ponte molto importante perché innanzitutto collega Lagordino al Feltrino sostanzialmente, ma collega in modo rapido anche Belluno verso il Feltrino, quindi la galleria del Col Cavaliere è sicuramente fondamentale, ma c'è tutto un altro utilizzo alternativo nel ponte Bailey estremamente rilevante. In queste settimane la discussione in atto sul futuro del Bailey si è accesa ulteriormente anche in funzione dei lavori di ristrutturazione del ponte sul Piave a Santa Caterina, a Ponte nelle Alpi, che sarà chiuso per 3 mesi. Il ponte Bailey si è rivelato fondamentale e questo problema, della mancanza di attraversamenti si è evidenziato in modo proprio assolutamente evidente quando c'è stato Vaia. Quando è stato chiuso il ponte per motivi di sicurezza e di prevenzione durante Vaia, sostanzialmente ci siamo accorti che si formavano code che partivano da Feltre e arrivavano fino a Longarone. Ecco perché, dice Massaro, abbiamo bisogno della Regione Veneto affinché comprenda l'assoluta rilevanza strategica dell'opera. Venerdì prossimo l'incontro con l'assessore regionale De Berti a Villa Patta di Sedico per la presentazione del piano dei trasporti sarà occasione importante per rimettere sul tavolo la questione. È sicuramente molto probabile che si parli anche di questo, chiaramente, ma insomma vedremo adesso come andrà a finire la riunione di venerdì e poi decideremo. Siamo in chiusura, subito dopo di noi nuova puntata di 20 e 10, si parlerà della strage di Jesolo con la morte di 4 ragazzi insieme a Stefano Busolin della Lega e al professor Marino Biscaro. A seguire nuova puntata di Ring, la politica delle corde, al centro della trasmissione anche qui la strage di Jesolo, ma si parlerà anche di autonomia e di grandi navi insieme all'onorevole Nicola Pellicani del Partito Democratico, a Marcello Bano della Lega, Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle e a Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto. È davvero tutto, previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. Bel tempo sul nostro territorio, quella di martedì 16 luglio sarà una giornata all'insegna del sole ovunque e senza precipitazioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, l'alta pressione garantirà un tempo asciutto e stabile dappertutto. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso sulle Alpi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature stazionarie con minime tra 12 e 19 gradi, i valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole anche sulla nostra regione con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sarà possibile solamente sui settori montuosi, ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi tra i 27 e i 29 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, solo con qualche nube in più, soprattutto sui settori alpini di confine, ma senza piogge associate. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, massime sui 30 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.